Il palazzetto dello sport Luca Polsinelli potrebbe essere adeguato ed arrivare a 3.025 posti. Questa è la notizia diffusa dal vertice della Argos Volley e dal sindaco di Sora durante una conferenza stampa sabato 16 dicembre nel Palaglobo. I dettagli dell'iniziativa, che potrebbe concretizzarsi grazie alla partecipazione al bando Sport e Periferie del CONI, che finanzia interventi per la realizzazione, la rigenerazione o il completamento di impianti sportive in zone periferiche che abbiano realtà militanti in campionato di rilievo, potrebbe definitivamente risolvere il problema della disputa del campionato di Superlega e portare anche a realizzare un tenso statico da 600 posti nella città di Sora. Per ora, in attesa dell'esito del bando, il condizionale è d'obbligo, ma se il CONI dovesse valutare positivamente l'iniziativa, la città di Sora si doterebbe di un impianto a servizio dell'intero territorio. Siamo felicissimi di poter dire di aver presentato insieme con il Comune di Sora una bellissima iniziativa attraverso il piano riqualificazione periferie del CONI, che prevede una progettazione di un ampliamento di questo palazzetto con una spesa di circa 2.350.000 euro, di cui 2 milioni a fondo perduto e 350.000 euro in copartecipazione per quanto riguarda il Comune di Sora. Un'iniziativa che ci consentirà di riportare la Serie A a Sora, ma ancora più opportunamente di poter dare degli spazi nuovi a tutte le associazioni sportive di Sora. Adesso stiamo parlando degli albori di questa operazione, però ci tengo particolarmente a sottolineare veramente la collaborazione che c'è stata fra l'associazione, quindi la parte privata, e invece l'amministrazione, che è la parte pubblica. È un ampliamento che coglie un'opportunità offerta da un bando del CONI, con il quale si può adeguare gli impianti esistenti, soprattutto laddove esiste chiaramente una realtà sportiva importante come l'abbiamo qui a Sora con la Lega, con la Superlega, quindi un'opportunità che abbiamo inteso cogliere insieme alla società Argos, che ci ha prospettato un progetto molto più complesso, più articolato rispetto al semplice adeguamento del palazzetto, perché sarà in grado di offrire, una volta, come ci auguriamo arrivi questo finanziamento, anche un piccolo tensiostatico, ma estremamente efficace ad assolvere a tutte le richieste da parte delle altre società sportive nelle più svariate discipline. Quindi altri 600 posti, impianti che possono poi anche riuscire a soddisfare il possibile traguardo di un'altra Serie A, per esempio nel calcetto, che ne so, addirittura anche la pallamano, disciplina sportiva che ancora non esiste qui a Sora, ma sarebbe in grado di assolvere anche queste pratiche sportive, quindi soddisfacendo la forte domanda di tutte le associazioni presenti sul territorio. Per questo il progetto è estremamente interessante. Abbiamo sempre detto che avremmo portato avanti solo idee sostenibili. In effetti questa è un'idea di grande sostenibilità, non solo tecnica ed economica, ma soprattutto di fattibilità concreta. Durante la conferenza, il consulente legale della squadra di volley, Mario Cioffi, ha voluto pubblicamente ringraziare la città di Frosinone per l'accoglienza nel palazzetto dello sport, grazie alla quale la Biosindex Sora sta disputando il campionato nella massima serie, esprimendo comunque la volontà di portare avanti le iniziative già intraprese per il rientro anticipato della squadra Sora.